squadra. Sì. Andrea, dammi il segnale che tu mi dici. Benvenuti sportivi e sportive veronesi a questo primo appuntamento della nuova stagione di Serie A del rugby con il nostro Verona Rugby qui sui campi Memo Geremia della Guizza di Padova a incontrare la squadra cadetta del Petrarca di Padova. Dopo 1 anno e 8 mesi si torna quindi finalmente di nuovo al rugby giocato con questo esordio di prestigio del nuovo campionato di Serie A sul terreno della squadra cadetta dei tutti neri del Petrarca. Andiamo a leggere le formazioni, vi trasmettiamo qui dall'impianto della Guizza con alla camera la nostra operatrice Sara Squassabia, assistita da Andrea Febi e con l'addetto stampa Dino Guerrini. Andiamo con le formazioni, allora il Petrarca che scende in campo con il numero 15, l'estremo Mattia Raccanello, con il 14 Riccardo Capone, ai centri Riccardo Beltrame e Riccardo Filippi, l'altra area è Luca Pavarin, alla mediana con il 10 il capitano Andrea Benvenuti, con il numero 9 Federico Regazzo, in mischia con il numero 8 invece capitano Tommaso Longhin, con il 6 Davide Goldin e con il 7 Andrea Libero, in seconda linea Lorenzo Brevigliero, con il numero 5 Juan Cruz Marchiori, davanti abbiamo Alessandro Fioriti, Tommaso Scramoncin e Luca Franceschetto. In panchina molto ridotta per i tutti neri, soltanto 3 giocatori, con il numero 19 Alberto Baldo, con il numero 20 Massimo Stella e con il numero 21 Pietro Tognetti. Andiamo a conoscere invece il primo 15 del Verona Rugby che scenderà in campo in questa nuova stagione. Con il numero 15 Pietro Gentili, alle ali con il 14 Leonardo Mazzone, 2003 direttamente dall'Academy sui campo di Serie A, al suo esordio quindi in questa serie. Dall'altra parte con l'11 Edoardo Bonafè, veronese che già lo scorso anno, anzi 2 anni fa, aveva esordito tra gli antracite del nostro primo 15. Ai centri con il 12 Antonio Zanatta e Giacomo Ambrosi, altro ragazzo cresciuto nel vivaio veronese, con il 10 il capitano Michi Mortali, con il 9 Simone Soffiato, in terza linea il numero 8 è Mattia Zago, un grande ritorno in antracite, con il 7 Giulio Nadali, con il 6 Umberto Tedeschi, in seconda linea abbiamo con il 5 Giacomo Riedo e con il 4 Thomas Parolo, davanti con il 3 Enrico Galanti, anche lì giovane pilone dall'Academy, con il 2 Davide Zorzetto e davanti abbiamo a chiudere la prima linea antracite Matteo Antonini. Pronti a subentrare in panchina con il 29 Kevin Ziti, con il 16 Palebo Juan Rivas, con il 18 Bautista Viero, con il 19 Riccardo Velicek, con il 28 Riccardo Libraron, con il 20 Leonardo Raveggi, con il 23 Samuele Destro, giovanissimo 2004, cresciuto proprio dal mini rugby con i colori veronesi. Sarebbe veramente un esordio incredibile da minorenne con 17 anni soltanto a scendere sul campo prestigioso della Guizza per il primo match in Serie A. Vedremo che cosa accadrà nel corso del match e infine chiudiamo la panchina con il mediano Leonardo Fagiolli con il numero 22. Siamo ormai a pochi istanti dall'inizio del match, tutto ci appare pronto anche se le squadre non le vediamo ancora comparire ai bordi del campo. La giornata comunque è eccellente, giornata serena, soleggiata, con solo un leggero vento laterale, ma temperatura tutto sommato abbastanza mite per l'autunno. Vediamo Filippo Nasone, il nostro preparatore atletico, che sta intanto scendendo in campo per dirigere la panchina, ed ecco i nostri ragazzi in divisa grigio antracite con diciamo una sfumatura più chiara nel petto, guidati da Capitan Zago, fascetta e barba, con il numero 8 Fasce che stringe in un abbraccio i due giocatori. Michi Mortali, anzi vice capitano Zago è Michi Mortali il capitano, con il 10 e il caschetto che vedete dà il 5, una pacca sulla spalla e sulla testa a ciascuno dei nostri giocatori, e il pubblico che si scalda naturalmente perché fanno ingresso allora i ragazzi della squadra cadetta del Petrarca di Padova, squadra blasonatissima, vincitrice di moltissimi campionati, una delle grandi squadre di tradizione del nostro rugby, che schiera anche la squadra cadetta appunto nel campionato di Serie A. Vediamo il Petrarca in maglia bianca con un profilo nero nella parte alta vicino alle spalle, col saluto chiamato dal capitano Benvenuti per quanto riguarda il Petrarca e dal capitano Michele Mortali per quanto riguarda il Verona.
Siamo adesso pronti con il calcio d'inizio, sintonizziamo allora gli orologi, i primi 40 minuti stanno per scoccare, ricordiamo che poi in base alle nuove regole il tempo che si impiegherà per far disputare le mischie ordinate, il tempo lì verrà fermato, ci sarà poi un tempo ridotto per svolgere la ripresa del gioco. Calcio d'inizio, drop lungo che viene arpionato da Edoardo Bonafè, palla Michele Mortali che apre il destro cercando la rimessa laterale che arriva puntuale più o meno all'altezza della linea centrale del campo, quindi Verona che non è andato a scegliere un rilancio di gioco ma ha preferito appoggiarsi con il piede del capitano Michele Mortali direttamente in rimessa laterale. L'ovale che ha varcato la linea di metacampo, siamo appunto appena al di là della metacampo patavina e quindi prima rimessa laterale affidata a Tommaso Scramoncin, il tallonatore, ci pare una touche più o meno completa con le due formazioni pronte a saltare, pallone che sorpassa il line-up del Petrarca ma viene recuperato comunque dai giocatori in maglia bianca della cadetta petrarchina che cercano subito un punto di incontro per trovare spazio, allargano il pallone per il centro Filippi che viene placcato bene da Verona ma è ancora a riprova dall'altra parte andando a impattare con il proprio pacchetto il Petrarca, pallone che ora un po' sfugge, carambola per aria e l'arbitro allora decide di fermare il gioco, vede un passaggio in avanti, era stato prima del giocatore del Petrarca, poi invece del giocatore veronese del Paianini Verona Rugby e quindi si riprenderà con la prima mischia della partita, mischia attualmente a 8 con la prima introduzione affidata alle mani sapienti di Simone Soffiato, caschetto e scarpette rosse, pronto a introdurre per il allenatore Zorzetto. Vediamo questa prima mischia. Verona che non schiera Linda Tvala, il pilone sudafricano che ha avuto un infortunio nell'amichevole di Lumezzane e quindi l'esordio del giovanissimo Galanti. Vediamo come va questa prima mischia, ci sembra stabile, mischie che sono ferme, Zago recupera per Soffiato che sceglie un grabber profondo e va a conquistare una buona rimessa laterale più o meno a 5 metri dalla linea di meta, anche se naturalmente il lancio in touche sarà affidato alla formazione del Petrarca. Buona quindi questa prima mischia veronese, stabile, ha provato una seconda spinta Verona ma ha preferito poi stabilizzare. Zago ha raccolto il pallone tra i piedi di Nadali, lo ha servito a Soffiato che ha aperto un calcio di rimbalzo che ha guadagnato, vedete, campo prezioso e Petrarca ora che deve rilanciare dalla linea dei 5 metri in zona rossa, in zona difensiva. Vediamo come andrà questa seconda rimessa laterale affidata ancora a Scramoncin, pallone che sfugge via dalle mani della seconda linea del Petrarca, viene recuperato da Verona che ora ha una posizione vantaggiosa all'interno del 22 per attaccare, punto d'incontro per fermare il gioco, buona la reazione del Petrarca che va subito a fermare e l'arbitro ferma il gioco. Vede un passaggio in avanti sul placcaggio avanzante del forse numero 4, ci sembrava sì, Marchiori che però impattando il giocatore veronese ha fatto schizzare in avanti il pallone, quindi si riprenderà con una mischia a favore del Verona. Ora c'è un momento di stop, vediamo le squadre si raggruppano, stanno intervenendo i massaggiatori vediamo se c'è qualche problema per qualche giocatore del Petrarca. Forse è un giocatore nostro del Verona a terra in realtà, scusate, non riusciamo a vedere bene la situazione, siamo un po' nella parte lontana del campo, speriamo che il nostro giocatore possa rialzarsi. C'era Mattia Zago, ci sembrava che ha subito un colpo, no, o forse Tedeschi. Sì, il numero 6 è il nostro Tedeschi, lo scorso anno è Laios Piacenza, Umberto Tedeschi, seconda terza linea che nell'impatto duro nei pressi della linea di meta patavina ha subito un colpo ma ci è sembrato riprendersi bene.
e quindi si riprende ancora con un'altra mischia affidata ancora a Simone Soffiato. Verona che ora prova l'avanzamento in mischia, ci pare che stia avanzando bene, c'è un vantaggio per Verona. Mortali che sceglie il lato chiuso, poi torna invece ad accentrarsi per stabilizzare il possesso. Soffiato si guarda attorno, sceglie Riedo per la prima carica attorno al pacchetto, subito assistito dai compagni di squadra in questa rack tumultuosa, pallone che poi si ferma. L'arbitro ferma il gioco e torna quindi sul vantaggio iniziale per Verona. Vedremo cosa deciderà ora Capitan Mortali, se andare per i pali oppure se andare a cercare una rimessa laterale per cercare una touche ravvicinata. Vediamo quale sarà la scelta di Mortali, ci sembra orientato a cercare il bottino grosso, guarda i compagni, sceglie la rimessa laterale. E quindi Verona che giocherà la prima touche, la prima rimessa laterale della sua partita con l'ovale affidato a Davide Zorzetto, talonatore giunge quest'anno nelle file antracite guidate da Zain Ansel e Mauro Mariani. Vediamo se Verona sceglie una rimessa completa, ci sembra di sì, a 8, Nadali a fare il mediano di mischia, pallone alto, ben catturato da Parolo. Verona che avanza anche se c'è una buona controspinta del pack petrarchino che ha stoppato il drive veronese. L'arbitro ha chiamato il tempo, Verona che ora ha un altro tentativo per avanzare. È un drive piuttosto combattuto e ci sembra che Petrarca sia riuscito ad arginare l'avanzata veronese. Buona azione difensiva dei ragazzi del Petrarca che allenati da Graziano Ravanelli, tre quarti vecchia scuola rodigina, da tempo qui ai campi del Petrarca ad allenare, che sono riusciti a bloccare l'avanzata del PAC antracite veronese, che aveva conquistato una buona rimessa laterale, ha provato a disassare sul lato aperto la spinta, è riuscita per i primi metri, poi sono stati bravi gli avanti petrarchini a bloccare l'avanzata e impedire l'uscita del pallone. L'arbitro quindi ha comandato una ripresa del gioco con mischia a favore della formazione dei tutti neri, oggi in realtà in divisa bianca con solo il bordo, l'orlo attorno alla spalla nera. Prime linee che crollano a terra e quindi mischia che sarà da ripetere. Verona che rimane quindi installata nel cuore della difesa patavina, ha avuto già una prima opportunità quando sono passati circa 7 minuti dall'inizio della partita. Ha potuto andare per i pali, ha preferito cercare il bottino grosso, la meta con una penalty touche, buona la conquista, ma non è riuscito poi il drive, la spinta veronese ad avanzare in maniera ordinata e compatta. Si riprende con una mischia a favore del Petrarca, che pur retrocedendo ci sembra recuperi il pallone e in qualche modo riesce a mantenerla, sia pure con grande difficoltà, e mettere il pallone a terra, e ora conquista anche un calcio di punizione per come dire, un tentativo di movimento del pallone a terra. I ragazzi del pacchetto veronese non solo hanno bloccato i padovani, ma hanno cercato di recuperare l'ovale da terra, cosa appunto proibita, e quindi si riprenderà ora con una rimessa laterale a favore del Petrarca. Le prime due non sono state precise, il primo lancio di Scaramoncin aveva scavalcato l'allineamento, il secondo era sfuggito dalle mani del saltatore del Petrarca, che in seconda linea ha Marchiori e Brevigliero, numero 8 poi Longhin. Vediamo come andrà questa terza rimessa laterale, sempre sul blocco centrale. Questa volta l'aveva catturata bene Brevigliero, ma il mediano ragazzo si è fatto sfuggire l'ovale che le è stato consegnato dalla sua seconda linea, una distrazione che comporta l'interruzione del gioco, e quindi si riprenderà ora con un'altra mischia ordinata, con introduzione questa volta del Verona che ci sembra ben posizionato in mischia chiusa in queste prime fasi del match. Quindi la prima linea, pur giovanissima, composta da Galanti, Zorzetto e Antonini, sta tenendo bene. Vediamo se ancora ci sarà ora una buona conquista, un avanzamento, prime linee che si alzano e
Prima linea quindi del Petrarca che non riesce a reggere la spinta, l'impatto sui colli, sulle spalle, stappa, secondo l'arbitro colpevolmente e quindi irregolarmente. Calcio di punizione, questa volta Michele Mortali non sceglie la rimessa laterale ma sceglie di provare a capitalizzare l'infrazione puntando i pali. Siamo sulla destra del campo, all'altezza più o meno dei 15 metri dalla rimessa laterale, a una distanza di circa 32-33 metri. Michele Mortali è il suo primo calcio piazzato della stagione. Si toglie il caschetto, prende la rincorsa, comincia a concentrarsi. Il nostro capitano, mediano d'apertura, regista e anche piazzatore del Verona. Vediamo come andrà questo primo tentativo. Pubblico che rimane sportivamente in silenzio, pallone che si alza e calcio preciso, puntuale, assolutamente preciso e perfetto di Michele Mortali, che va a concludere la sua corsa in mezzo all'H della porta bianconera. E quindi Verona, che quando siamo arrivati al 12° del primo tempo passa in vantaggio per 3-0 con questo calcio piazzato di Michele Mortali, realizzato con sicurezza da circa 35 metri. Sulla destra, rimessa in gioco profonda, ancora Mortali che questa volta usa il sinistro per scaricare un calcio lungo che viene recuperato dalla terza linea Davide Goldin, che prova a evadere dalla marcatura di Bonafè, viene atterrato all'altezza della metà campo. Petrarca che ora proverà a alzare il ritmo per cercare di recuperare lo svantaggio, con Andrea Libero che va a percuotere e a mettere a disposizione ancora il pallone. Il mediano ragazzo che apre ancora per una penetrazione degli avanti. Verona che difende però andando al di là della linea di placcaggio. Parte subito il ragazzo con grande velocità e viene placcato molto bene da Simone Soffiato, però Petrarca che sta reagendo nel modo giusto, con grande spirito, grande slancio, alzando il ritmo, trainato dal suo mediano di mischia. Ora vanno a vuoto gli avanti, sceglie il lato aperto, sventaglia fuori. Buona però la difesa di Ambrosi, che è andato subito a placcare con decisione. Siamo sempre sulla linea mediana del campo, ancora Petrarca che cerca di forzare la linea di vantaggio con i suoi avanti, passamano del pilone al talonatore, ora da Franceschetti a Scaramoncin. Buono però l'intervento difensivo di Verona che recupera l'ovale, adesso c'è la possibilità di contrattacco, vediamo se il pallone esce fuori, pallone che Parolo prova a giocare al largo andando poi a impattare, vediamo se si può accelerare l'ovale. Pietro Gentili, passaggio lungo, era molto buono, anche spallata assolutamente inutile e gratuita del numero 14 Capone. L'arbitro aveva già fermato il gioco, il nostro giovane Leonardo Mazzone aveva afferrato l'ovale lanciato profondo da Pietro Gentili. Era buona l'idea di scavalcare direttamente il compagno per cercare di allargare sull'out sinistro l'azione, ma purtroppo l'ovale è sfuggito in avanti al nostro estremo, a Pietro Gentili, e quindi si ripartirà con una mischia ordinata. Siamo proprio pressoché all'altezza della linea mediana del campo. Vediamo l'ingaggio delle prime linee: Franceschini, Scramoncin, Fioriti contro Antonini, Zorzetto e Galanti. Ragazzo all'introduzione, crollano le prime linee e l'arbitro questa volta penalizza Verona per segnala forse su segnalazione del giudice di linea, che ha segnalato un ginocchio a terra di Matteo Antonini, e quindi Petrarca che per la prima volta può varcare la linea di metà campo, entrare quindi nel territorio veronese con il mediano Benvenuti, che va a conquistare una rimessa laterale più o meno a metà tra la linea dei 22 metri, la linea di difesa dei 22 metri e la linea dei 10 metri dalla metà campo. Quarta rimessa laterale per il Petrarca, affidata sempre a Tommaso Scramoncin. Finora difficoltà nella conquista dell'ovale, dall'allineamento in rimessa laterale petrarchino. Vediamo se hanno sistemato le cose.
D'altronde la batteria sì, questa volta non salta Verona e viene conquistato quindi bene l'ovale, prova a sospingere un po' in avanti Petrarca che riesce finalmente a disassare, a aprire buono il pallone e c'è un calcio di punizione. Petrarca che gioca con il vantaggio, buon placcaggio su Riccardo Filippi, Petrarca che può ancora però alimentare con il pilone Fioriti che viene fermato all'altezza dei 22 metri, l'arbitro ferma il gioco e si riprenderà con ancora un calcio di punizione per il Petrarca. L'arbitro ha ritenuto che la difesa del drive avanzante, della rolling maul del Petrarca da parte del Verona è stata irregolare con un ingresso laterale, avete visto la mimica, la gestualità del giudice di gara e quindi Petrarca che può pericolosamente ora avvicinarsi e arriva a qualche metro dalla linea di meta, siamo a circa 7-8 metri con una rimessa laterale che prima non è stata contestata dai saltatori veronesi. Verona ha dei buoni lunghi diciamo così nel pacchetto, Riedo, Parolo, Tedeschi, ma ha preferito concentrarsi sulla spinta che era anche riuscita, era anche efficace, ma poi ha commesso un'irregolarità, adesso conquista la palla, si è molto, come dire, squilibrato nel volo in aria il giocatore del Petrarca che quindi deve ripartire attorno alla base, attorno al pacchetto, Verona che difende con attenzione, vediamo se Petrarca insisterà ancora con una percussione con il numero 4 Breviglieri, siamo ancora vicini alla linea di meta veronese all'interno dei 22, Verona che però sta difendendo in avanzamento bene, va a placare ora Michele Mortali, Petrarca che è riuscito ad andare un po' avanti e conquista un altro calcio di punizione, si gioca un drop, il mediano di apertura Benvenuti stoppato la difesa veronese, ancora Benvenuti che prova con una serie di finte a evadere dalle maglie antracite. Petrarca che ora ha decisamente alzato il ritmo, sta giocando vedete con il vantaggio e quindi con la tranquillità di poter attaccare mantenendo sempre il possesso dell'ovale. Siamo ora vicini alla linea di meta, Verona che difende in trincea a pochi metri dalla linea di meta. Vediamo ancora gli avanzamenti degli avanti petrarchini con ora l'altra seconda linea. Verona che però riesce a difendere per il momento con ordine, con efficacia, pallone che viene poi allargato, un buon placcaggio di Zanatta sul tre quarti centro, Bonafè che prova a salire e poi soffiato ancora a contrastare gli attaccanti che sono Raccanelli e Pavarin, ma la buona difesa veronese ferma l'offensiva patavina, ma si torna ancora sul vantaggio. Verona un po' indisciplinata in questa fase, sono 4 i calci di punizione consecutivi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro che stanno permettendo al Petrarca di rimanere installato nella zona rossa veronese nei 22 metri della difesa e godere ancora di questo quarto calcio di punizione. Vedremo come deciderà di giocarlo il capitano, il numero 10 Andrea Benvenuti, ragazzo del 99 petrarchino, se sceglierà la via dei pali per pareggiare i 3 punti messi a segno all'8° da Michele Mortali, oppure se sceglierà di andare ancora in rimessa laterale per cercare la segnatura con una azione avanzante della mischia patavina. Petrarca che ci sembra ben organizzato nelle fasi dinamiche, in particolare nella rolling maul e nei punti d'incontro. Ci è sembrato finora non efficacissimo in mischia chiusa, dove ha sofferto finora il dinamismo e la potenza veronese, e saggiamente tutto sommato Benvenuti decide di non forzare andando a cercare una segnatura da drive e di puntare invece i pali della piazzola, e quindi opportunità per il Petrarca quando siamo arrivati quasi al 20° di questa prima frazione di gioco, che ha visto la prima parte appannaggio dei ragazzi di Zenancel e Mauro Mariani, attaccare a sprombattuto per tutti i primi 12-15 minuti, poi reazione del Petrarca dopo il 3-0 di Michele Mortali e ora opportunità di pareggiare. Siamo all'interno dei 22, leggermente sulla nostra destra rispetto alla H della linea di difesa di Verona. Benvenuti che si concentra, prende fiato, si concentra per questo penalty agevole e centra seppure un po' lateralmente i pali, e quindi quando siamo al 20°
si pareggiano i conti, si torna in perfetta parità, 3-3. 3 punti messi a segno dai due capitani, dai due numeri 10, dai due mediani di apertura. Michele Mortali all'8° per Verona, al 20° Andrea Benvenuti, scusate, Andrea Benvenuti per il Petrarca. E ora è Verona a dover rimettere il gioco da metà campo con un calcio di rimbalzo di partenza. Michele Mortali che fa segno ai compagni della mischia di stare dietro alla linea di metà campo. Vediamo se sceglierà un calcio breve, alto oppure lungo e profondo. Sceglie un calcio che arriva più o meno fuori dai 22, che viene non controllato e quindi Petrarca che deve soffrire per mantenere questo possesso, ce la fa con un'azione dell'estremo Raccanello, poi serve Mediano Regazzo i compagni per stabilizzare il possesso, ancora sceglie di muovere la palla per disassare un po' la difesa veronese, ora andrà probabilmente per il piede Petrarca, no, Benvenuti sceglie ancora invece le mani, un contrattacco interessante, poi buon il placcaggio di Nadale, bello riciclo e poi Verona però che riconquista, lo vale per un momento, poi ancora di nuovo finisce ancora nelle mani del Petrarca, ma vanno a commettere ora un'ingenuità i ragazzi petrarchini che hanno grande voglia di muovere il pallone, come d'altronde i ragazzi di Verona sono due squadre molto giovani, davvero frutto dei vivai degli anni scorsi, che quindi amano il gioco, il movimento della palla, il contrattacco. Avete visto come anche anziché scegliere di liberare con il piede Benvenuti abbia innescato la linea veloce sventagliando sul lato aperto del campo. Buona però la difesa di Verona che è salita rapidamente sospingendo verso l'esterno, recuperando poi l'ovale e costringendo il fallo il Petrarca. Nuova opportunità per Michele Mortali, sempre dal lato destro. Questa volta siamo un po' più vicini, appena fuori dalla linea 22, siamo sui 25 metri, però un po' più laterali, siamo all'interno della linea dei 15 metri di distanza dalla rimessa laterale. Michele Mortali che si è tolto ancora il caschetto, fissa il pallone, vediamo se riuscirà a replicare il calcio con cui ha rotto il ghiaccio del punteggio della partita. Siamo al 23°, pallone che si alza e centra perfettamente i pali. Grande questa conversione di Michele Mortali, davvero giocatore fondamentale per Verona. E ora abbiamo un primo water break, considerata ancora la temperatura elevata, quindi dopo il primo quarto di gara le formazioni si fermano e quindi si concedono qualche minuto di riposo e di ristoro. Vediamo che le due squadre si raggruppano vicino alle panchine per questa pausa acqua, considerata ancora appunto le alte temperature. Bene, ci stiamo preparando allora alla ripresa del gioco dopo il primo water break, dopo la prima sosta a metà della prima frazione di gioco, dopo 20 minuti, punteggio Petrarca 3, Verona 6, in questo inizio di partita molto vivace, scoppiettante tra due squadre che amano giocare, che attaccano con decisione. Non sono ancora arrivate le segnature pesanti. Il punteggio è stato mosso da due calci piazzati, prima Michele Mortali all'8°, poi il pareggio del capitano petrarchino Benvenuti attorno al 18° e poi ora al 20° il vantaggio di Michele Mortali 6-3, l'arbitro Rosella di Roma che ordina la rimessa in gioco, riesce bene a recuperarlo Mattia Zago, questo vale, ma poi c'è una copertura ritenuta irregolare del punto di incontro
Si era abbassato molto Mattia, erano arrivati immediatamente gli avanti verde-blu, scusate, antracite a difendere il compagno, ma l'arbitro Rosella ha giudicato irregolare questa operazione, giudicando di essere andati a, come dire, chiudere, sigillare l'ovale, impedire quindi la contesa da parte degli avanti petrarchini, e quindi calcio di punizione e possibilità immediatamente di pareggiare per Andrea Benvenuti. Siamo appena fuori dai 22 metri, circa sui 27 metri, piuttosto centrale, calcio che si presenta agevole per Andrea Benvenuti, che nella prima occasione non ha avuto difficoltà a pareggiare i conti di Michele Mortali. Vediamo se ora ci riuscirà anche in questo secondo tentativo. Pallone che si alza bene e centra i pali. Finora impeccabili i due cecchini delle due squadre, i due piazzatori, sia Michele Mortali sia Andrea Benvenuti. Non hanno fallito le due occasioni, 100% dalla piazzola, e 6-6 quando siamo arrivati al 27esimo, ma vedremo poi il tempo reale quale sarà, considerate appunto le pause e le riprese. Nel tastre penso che saremo attorno al 23esimo, e Michele Mortali che ora deve rimettere la palla in gioco. Vediamo ancora un buon calcio d'invio alto, completamente sbagliato il sollevamento, ma è bravo l'ala Capone a recuperare il pallone. Ora va all'impatto ancora il numero 2 Scramoncin, tiene il possesso, Benvenuti che allarga subito il gioco, sale alta la difesa del Verona con Bonafè che cercava una difesa rovesciata, quindi di intercettare. Buonissima però la difesa veramente dei ragazzi antracite, che sospingono verso l'esterno gli attaccanti bianconeri del Petrarca, e Verona che conquista quindi una buona rimessa laterale nella metacampo petrarchina. Partita dal ritmo buono, vedete subito quando le due squadre hanno l'ovale in mano come accelerino immediatamente. Ora Verona va a completare lo schieramento in rimessa laterale. Molto buona questo recupero di Tedeschi, e sfugge però l'ovale ad Ambrosi. Era una buona azione per Verona, lascia proseguire l'arbitro per il vantaggio. Petrarca che viene ora placcato da Nadali, il numero 11 Pavarin. Petrarca che ancora insiste attorno al pacchetto. Poi Benvenuti che muove l'ovale profondo per cercare spazio al largo. Buono il placcaggio di Antonio Zanatta, eccellente davvero. Si è allungato in tuffo, placcaggio spettacolare. Era stato bravo Benvenuti a lanciare Beltrame in mezzo al campo, ma bravissimo Antonio Zanatta a recuperarlo. E ora l'ovale che è nelle mani scaligere, con Zago che muove il pallone, e si torna quindi però ora, dopo che è sfuggito dalle mani del nostro allenatore, in avanti. Si torna sul vantaggio iniziale. Verona era riuscita a riconquistare l'ovale che era sfuggito dalle mani petrarchine, ha provato a contrattaccare, ha perso a sua volta l'ovale. L'arbitro allora è tornato sulla decisione iniziale, e quindi si riprenderà con una mischia ordinata a favore degli antracite di Zain Ansel, mischia che verrà giocata esattamente all'altezza della linea dei 10 metri nella metacampo del Petrarca. Punteggio in perfetta parità, 6-6. Verona che forse dà l'impressione di poter gestire da protagonista la partita, ma che trova nei ragazzi del Petrarca un antagonista estremamente reattivo, veloce, pronto a sfruttare qualsiasi occasione, e finora perfetto anche dalla piazzola. Bravissimi finora i due mediani d'apertura, implacabili nel trasformare le due occasioni che hanno avuto a disposizione, e quindi a inchiodare il punteggio sul 6-6. Ci sta qualche errore di handling, di manualità, di gestualità, dopo tanto tempo in cui si è potuto giocare soltanto virtualmente o in allenamento. Ritornare in campo nella verve agonistica, la voglia di giocare, la voglia di avanzare, a volte conduce anche a qualche errore, ma ci sta.
Infatti sono abbastanza numerose le mischie a cui stiamo assistendo in questa prima parte della partita, di questo esordio subito prestigioso nel campionato di Serie A del Verona Rugby, del Paianini Verona Rugby sui campi del Memo Geremia della Guizza del Petrarca. Ottima avanzata di Verona, grande avanzata di Verona, completamente stappata la mischia, gioca col vantaggio e può attaccare Verona. Può attaccare, ma l'arbitro a un certo punto ferma il gioco. Veramente dominante la prima linea veronese. C'era qualche apprensione magari alla vigilia della partita proprio per la giovane età dei piloni veronesi, di Enrico Galanti che è un 2002 e per quindi ragazzo molto giovane chiamato a prendere il posto del fortissimo pilone sudafricano Linda Atvala, attualmente infortunato, e invece sta la prima linea veronese Antonini, Zorzetto e Galanti sta veramente dominando quella petrarchina e ha conquistato ora un altro prezioso calcio di punizione che Michele Mortali proverà a mettere ancora tra i pali. Siamo sempre più o meno in una situazione abbastanza simile di campo, sempre sul lato destro, vicino alla linea dei 15 metri laterali, siamo circa 30 metri dalla H petrarchina. Le Mortali, sempre senza caschetto, che si concentra, carica il pallone che si alza e che purtroppo questa volta sfiora soltanto il montante destro, non è riuscito a centrare i pali e primo errore della piazzola per Michele Mortali e a capitalizzare la superiorità del pacchetto veronese. Punteggio che rimane sul 6-6 quando ci avviciniamo sulla mezz'ora del primo tempo. Andrea Benvenuti che sceglie questa volta una rimessa lunga, un po' laterale, che viene recuperata bene dalla Mazzone, e poi vediamo Nadali che dribbla un po', una difesa piuttosto disordinata di Franceschetto, che viene però concessa dall'arbitro, e un calcio a seguire che viene neutralizzato ci sembra da Andrea Benvenuti, sempre l'apertura padovana, che chiama l'arresto al volo, cosiddetto Mark, e neutralizza quindi l'invenzione offensiva veronese e sceglie poi un calcio naturalmente lungo che viene catturato da Pietro Gentili, che decide di giocare subito su Michele Mortali, che alza ancora il piede, muove la bombarda per questo up and under, che sfruttando forse anche il sole contro. Grande placaggio di Pietro Gentili in avanzamento, ma Petrarca che pur a fatica rimane padrone dell'ovale e quindi può rilanciare l'azione attorno al punto d'incontro. Vediamo ancora con la mischia, prova a insistere con il seconda linea Marchiori, ora con l'altra seconda linea Brevigliero, che però vede sfuggire l'ovale. Ora c'è una buona possibilità di contrattacco, Zanatta che serve Mazzone, però già marcatissimo, mette la palla a disposizione e si torna nuovamente. Ora c'è qualche piccola discussione tra il mediano ragazzo e qualche altro giocatore, scintille tra i due mediani di mischia. Simone Soffiato, talentuosissimo mediano veronese, carattere però certamente non docile, quindi non disposto a farsi mettere in piedi in testa da alcuno, che ha reagito. L'arbitro dice: calma ragazzi, chiama i due capitani, Andrea Benvenuti e Michele Mortali, e si riprenderà credo semplicemente con la decisione precedente, quindi calcio di punizione per placcaggio senza palla, spiega l'arbitro Rosella di Roma, e questa volta Mortali non va più per i pali e sceglie invece il territorio. Calcio profondo, una pennellata d'autore davvero, questo calcio d'esterno destro perfetto nella parabola a solcare l'aria e a uscire a pochi metri dalla linea di meta, rimessa laterale ai 5 metri dopo questa pennellata del capitano e dell'apertura veronese. Michele Mortali, ovale a Zorzetto, rimessa laterale con mediano di mischia Nadali, Soffiato dietro, vediamo se sarà Parolo oppure Riedo o Tedeschi o Zago ancora il terminale. Davanti
Vediamo se adesso Verona riesce ad avanzare. Ci sembra ben impostato questo drive, tiene l'ovale dentro Zorzetto. Verona che adesso prova a cambiare lato di avanzamento, con calma avanza, prova a sospingerlo fuori. Verona che sta giocando col vantaggio, era riuscito il numero 5 Marchiori a infilarsi tra le maglie antracite, a arpionare l'ovale, ma irregolarmente l'arbitro dice: guarda che sei entrato lateralmente, non si può fare, e quindi nuovamente un'opportunità per Verona. Quando siamo arrivati ormai alla mezz'ora del primo tempo, e Verona che sceglie Mischia. La rimessa laterale è stata finora sicuro possesso Antracite, ma poi il drive finora innescato dagli avanti scaligeri non ha portato risultati concreti. Per 2 volte ha potuto mettersi in moto vicino alla linea di meta, ma per 2 volte non è riuscito nell'intento di portare l'ovale al di là della linea magica, e quindi questa volta il capitano Mortali ha detto: proviamoci da mischia ordinata, niente rimessa laterale, mischia. Introduzione quindi affidata ancora a Simone Soffiato. Prime linee che scendono, mischia che ora comincia ad andare avanti, Verona che avanza, si stappa completamente. Michi Mortali, una sorta di magia per liberare il pallone, anzi era il pallone poi che si perde e viene calciato via dalla difesa petrarchina, ma Verona stava giocando con il vantaggio perché ancora una volta era stappata la prima linea bianconera del Petrarca, e infatti l'arbitro chiama benvenuti, dice: ragazzi, non potete ogni mischia stappare, d'ora in avanti cominceranno a piovere anche evidentemente dei cartellini. Verona che presumibilmente tornerà ancora a chiedere mischia chiusa per sfruttare la superiorità in questo momento della propria prima linea. Chiarissimo il segno dell'arbitro Rosella di Roma, di abbassamento e crollo volontario da parte dei piloni petrarchini. Verona adesso che deve rimanere concentrata su questa mischia con Antonini, Zorzetto, Galanti, e poi in caldaia a spalare carbone Riedo e Parolo, Zago a chiudere il triangolo, Nadali e Tedeschi a spingere sui lati. Vediamo se Verona riuscirà a essere ancora efficace, produttiva, avanzante in questa mischia a 5 metri. Prime linee che vanno a contatto. Ecco Verona che ancora avanza Verona, crolla Verona, sarebbe da meta tecnica, ed è meta tecnica. Era già esultato Simone Soffiato, che si era impadronito comunque dell'ovale, ma l'arbitro ha deciso per la segnatura d'ufficio. Meta tecnica, veramente una rata clamorosa da parte degli uomini, in particolare dei primi 5 uomini antracite, che hanno travolto il pack petrarchino, letteralmente alzato e fatto crollare. Simone Soffiato era riuscito a sgataiolare, a impadronirsi dell'ovale, a schiacciare vicino alla bandierina, ma l'arbitro stava già correndo in mezzo ai pali per assegnare la meta di punizione, la meta tecnica, e Verona ora che mette 7 punti in carniere molto importanti che segnano il vantaggio. Verona ora che guida per 13-6 sul Petrarca, che sceglie il lato dei tre quarti. Zago però ben posizionato, va a un impatto potente, pallone che viene messo a disposizione di Soffiato per Mortali che cerca le mani di Gentili, passaggio un po' avventato per Riedo, che riesce comunque a mantenere il possesso. Verona che alimenta ancora l'azione, Mortali un po' incerto se contrattaccare, poi fa valere il fisico e va a contatto, si rigira per mantenere il possesso. Buona difesa comunque del Petrarca, molto avanzante, buono questo passamano per Parolo, e poi calcio di punizione per placcaggio alto. Davvero una bella uscita di Verona dalla propria zona difensiva, apprezzabile lo spirito petrarchino, davvero veemente la reazione alla meta di punizione subita. Hanno braccato i giocatori veronesi, hanno cercato tutti i modi di recuperare l'ovale, di creare difficoltà, ma è stata ottima l'organizzazione difensiva di uscita di Verona, che prima ha flottato un po' muovendosi in orizzontale, poi ha consolidato il possesso e costretto al fallo Petrarca. Troppo alto il placcaggio petrarchino, e Michele Mortali può appoggiare l'ovale ancora in rimessa laterale.
carica il destro, pallone lungo, però questa volta non gli esce bene, diventa preda di Ravanelli, placcaggio che sfugge, veramente una buona azione di Davide Goldin, e poi il piede per prendere campo, vediamo però ben piazzato Pietro Gentili che alza questo calcio nella terra di nessuno, arriva, errore clamoroso dell'estremo Racanello. Gli estremi, poveretti, le ali sono sempre sotto pressione, quando sbagliano lo si vede a distanza, sono sempre errori clamorosi, ma in realtà non è sempre facile riuscire a controllare questi ovali calciati nel cielo, oltretutto contro sole. Verona che sta giocando in favore di Elio, in favore del sole, e quindi Racanelli ha un po' guardato il sole, un po' guardato il pallone, non è riuscito a trattenerlo. Mischia per Verona all'altezza dei 10 metri e vediamo se ancora sarà produttivo il pack antracite, se riuscirà quindi a conquistare un buon ovale per l'attacco. Verona che si dispone, alzando anche già l'estremo Gentili sul lato più stretto del campo, tiene invece Mortali, Petrarca che ora sta tenendo la spinta, Zago che sceglie il lato corto, pallone un po' dietro, e Gentili quindi sceglie il piede. Non c'è stata una trasmissione pulita tra Zago e Soffiato si è trovato il pallone dietro le gambe, è riuscito a tenerlo, ha servito però praticamente da fermo Gentili che allora ha scelto il piede, ma è stato intercettato dalla difesa petrarchina. Rimessa laterale per Verona, siamo sempre all'altezza della linea dei 10 metri nella metacampo dei padroni di casa della formazione cadetta del Petrarca. Pallone è stato un po' velocemente da Zorzetto, che è stato ad una mano recuperato da Parolo, rimane comunque in possesso veronese. Mattia Zago che va all'impatto, ben contenuto questa volta da libero, pallone che va dalla parte chiusa, calcettino prezioso, grande gioco al piede e poi un'azione più calcistica che rugbistica. Era stato bravo Ambrosi a scegliere il rimbalzo giusto, a approfondire l'attacco veronese nei 22, ma altrettanto tempestivo l'intervento dell'estremo del Petrarca Racanello, che sempre di piede ha scagliato l'ovale fuori dal campo. Rimessa laterale, Verona che comunque è arrivata ora all'altezza dei 22 metri. Prima c'è stata una rimessa un po' veloce, non erano ancora pronti i saltatori e gli alzatori antracite. Vediamo adesso la rimessa di Zorzetto, va a vuoto Parolo, si alza invece bene Tedeschi. Verona che ha la possibilità di scegliere tra diversi alzatori, ma ora qui muove male il pallone nella Maul dopo la conquista e va a formare un muro. Cioè, vedete il gesto chiarissimo del direttore di gara, gli avanti si sono staccati, sono andati a chiudere la possibilità di spingere, di contendere agli avversari petrarchini, staccandosi dalla rimessa laterale, dalla Maul, e quindi Petrarca che può uscire dalla propria zona difensiva, ricacciare indietro Verona. Touche ora per i bianconeri petrarchini, appena al di là della linea di metacampo, quando stiamo arrivando verso il 40° del primo tempo. Ci veniamo alla parte finale, rimessa al limite ma comunque arpionata, poi pallone che un po' scappa via dalle mani della linea veloce dei tre quarti petrarchini, quindi Verona riesce a riportare sui 10 metri la difesa del Petrarca. Ora c'è un po' di spazio, una buona attacco al largo, buonissimo questo attacco del numero 7 libero, che era riuscito a conquistare il pallone, e ora Petrarca che ha la possibilità di avere una favorevole opportunità all'inizio dei 22 metri. Petrarca che si lamenta perché Verona ha allontanato l'ovale. C'è stata un'azione sulla sinistra, non è stato efficace il primo placcaggio, ha trovato quindi campo e spazio il Petrarca, buono il sostegno di libero, e poi Verona che è intervenuta fallosamente per bloccare il pallone nel punto di incontro dentro i 22. Giusta la punizione accordata dall'arbitro naturalmente Rosella,
e Petrarca, che ora proprio in chiusura di tempo ha la possibilità di rispondere alla meta di punizione messa a segno dal Paianini con questa rimessa laterale a pochi metri, messa laterale che ancora viene recuperata un po' faticosamente. Petrarca che rimane comunque padrone dell'ovale e può attaccare con forza a pochi metri dalla linea di meta. Verona chiamata a dover difendere, pallone che sfugge dietro ma rimane in qualche modo nella disponibilità di Longhin. Ancora Petrarca che può ripartire attorno alla base del pacchetto. Vediamo, sceglie ora il lato a sinistra. Verona che continua a difendere e cerca di sospingere indietro. Vediamo che Petrarca decide di giocare ancora stretto attorno al pacchetto con il numero 4 Breviglieri. Importante la disciplina ora per Verona. Un calcetto molto interessante che però esce, ma c'era ancora una volta il vantaggio per il Petrarca. L'arbitro, avete visto il segnale, ha detto che la difesa antracite non ha rispettato il posizionamento corretto, ha oltrepassato la linea difensiva, è entrata in fuorigioco e Petrarca che deve decidere se andare per i pali o se provare ancora a invece cercare il bersaglio grosso. Sceglie 3 punti, praticamente un rigore col portiere seduto. Questo calcio per ora Andrea Benvenuti, che dal centro dei pali da 10 metri potrà tranquillamente ridurre lo svantaggio, portare il Petrarca a quota 9 a 4 lunghezze dal Verona, che ha installato in vetta questo match sul 13-6. Siamo proprio in chiusura di tempo, sono passati circa 47 minuti, ma considerando la pausa di circa 3-4 minuti per il primo water break e considerando poi il tempo di interruzione per le mischie, dovremmo essere più o meno alla chiusura del tempo regolamentare. Era facile la previsione. Petrarca che va a segno per la terza volta della piazzola col suo capitano, mediano di apertura Andrea Benvenuti. Punteggio allora che si muove: Verona 13, Petrarca 9. Anzi, per essere più corretti, Petrarca 9, Verona 13. Siamo qui sui magnifici campi della Guizza, dell'impianto Memo Geremia. Vedete che il capitano Mortali chiede lumi all'arbitro in relazione al tempo rimanente e anche alla possibilità di avere un ovale. Arriva un pallone che permette ora a Verona di tornare a rimettere in gioco l'azione. Buono questo calcio alto, prova a organizzarsi ancora, grande recupero davvero di Verona, con, avete visto, Riedo che ha piantato il pallone, Gentili per Zago che va all'impatto, riesce a mettere il pallone a disposizione, ancora Verona che alimenta l'azione con Gentili, prova una difesa rovesciata e allora Mortali che forza la linea del vantaggio. Vediamo se Verona riesce a trovare ancora qualche spazio. Ci sembra Parolo ora in possesso dell'ovale, prova con un frontino per allontanare l'avversario, si va a terra. Ora Antonini viene placcato molto basso, buona la difesa del Petrarca in questa fase, Soffiato però può alimentare ancora il pallone, bel passaggio per Riedo, vanno subito a scavare i difensori patavini e giustamente Riedo aveva tenuto l'ovale quel secondo in più per impedire che gli fosse rapinato, ma non c'era effettivamente stato il tempo di allontanarlo, ma era stata molto tempestiva l'azione difensiva del Petrarca, molto bravi i ragazzi petrarchini di Ravanelli in questo caso a dare subito a contestare l'ovale a Riedo. Punizione, calcio fuori, fine primo tempo, quindi chiusura di tempo qui al Memo Geremia di Padova. Petrarca Padova 9, Paianini Verona Rugby 13. A risentirci tra qualche minuto.
Tutto pronto per la ripresa del gioco, con Verona che calcia di rimbalzo con Michele Mortali, pallone recuperato dalla difesa del Petrarca. Siamo all'inizio del secondo tempo di questa prima giornata del campionato di rugby di Serie A, che finalmente torna dal vivo con i ragazzi a sfidarsi qui sui prati del Memo Geremia della Guizza di Petrarca. Verona che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 13-9, Mortali che ora cerca questa azione personale molto bella. Vediamo il pallone che vola per Bonafè, che si innerva e cerca il passaggio all'interno per smarcare il compagno, ma grande recupero difensivo di Federico Regazzo che salva letteralmente l'azione. Era stato indeciso l'ala antracite Edoardo Bonafè se continuare la propria corsa sull'out, innescato da una bellissima azione personale di Michele Mortali. Poi ha scelto il passaggio, come dire, sicuro all'interno per il compagno, ma bravissimo il mediano, il numero 9 del Petrarca, Federico Regazzo, a arpionare l'ovale in recupero e a impedire quella che sembrava una segnatura già fatta per Verona all'inizio della ripresa. Verona che era stato veramente splendido con Michele Mortali a inventarsi questa proiezione offensiva, calcetto corto recuperato, sprint, palla esterna per l'ala Edoardo Bonafè, grande corsa lungo l'auto, a 5 metri dalla fetta, il passaggio però intercettato. E Verona però che rimane ancora all'altezza dei 22 con Zorzetto a rimettere l'ovale in rimessa laterale, sfugge, prima rimessa laterale fallita, e vediamo il Petrarca che ha buon gioco nel sparare l'ovale nella terra di nessuno, deve perlarla indietro Gentili che poi sceglie di usare le gambe. Un pallone per Leonardo Mazzone piuttosto isolato, riesce per fortuna l'esordiente ala veronese a recuperare l'ovale, che viene però contrastato ferocemente dagli avanti padavini. Vediamo che è riuscito in qualche modo Verona ora con orgoglio a riuscire. Soffiato recupera l'ovale, serve adesso, vediamo il pilone Galanti che ha fatto molto bene in questo primo tempo, soprattutto in rimessa laterale, e a conquistare ora anche un prezioso calcio di punizione. Davvero eccellente l'esordio ufficiale di Enrico Galanti in Serie A, pilone 19enne che ha fatto molto bene nelle fasi statiche e ora si sta distinguendo anche con la palla in mano nel gioco aperto. Mortali subito a calciare profondo, ma ancora una volta fallisce, come già nel finale del primo tempo non riesce ad arrivare, rimessa laterale lo aiuta però il Petrarca calciando direttamente la palla fuori dal campo, e quindi Verona che può ancora usufruire del lancio nella metà campo del Petrarca. Michele Mortali che solitamente è estremamente preciso e profondo con il suo piede, non è riuscito a trovare la rimessa laterale, ma Verona è tornata ugualmente in possesso dell'ovale. Zorzetto, vediamo se questa volta funziona la rimessa laterale. Tedeschi al volo per Soffiato, ma pallone un po' gestito con superficialità, una mano di troppo, pallone in avanti, calcione di Benvenuti. Gentili vediamo che sceglie di giocare ancora per ora un contrattacco piuttosto pericoloso, e Petrarca che aveva la palla davvero della meta in controtempo con Riccardo Filippi. Due azioni di come dire, contrattacco un po' leggere di Verona, che ha cercato di contrattaccare pur essendo in inferiorità e in condizioni di equilibrio non perfette. Petrarca che ha spinto l'assalto difensivo, ha portato pressione, ha messo in difficoltà i tre quarti veronesi. Era riuscita a recuperare l'ovale, ad arrivare davvero ad un passo dalla segnatura che avrebbe significato il vantaggio petrarchino. Per buona fortuna di Verona e sventura petrarchina è scivolato l'ovale di mano a Riccardo Filippi, il numero 12, il tre quarti centro della formazione allenata da Ravanelli, e Verona quindi può tirare un sospiro di sollievo. Veramente molto acceso, palpitante, quasi pirotecnico questo inizio di secondo tempo, con Verona che ha avuto la grossa opportunità subito al primo minuto con un'azione innescata da Mortali, proseguita da Bonafè e salvata miracolosamente dal mediano di Mischia Petrarchino. E ora Petrarca che, facendo valere la pressione alta, è arrivata a un passo dalla meta del sorpasso. Mischia ordinata, Verona che conquista l'ovale, Soffiato lo controlla, serve
Mortali che viene intercettato, bravo Pietro Gentili a recuperare l'ovale. Verona che ora è costretta a un punto di incontro sulla linea dei 5 metri, vediamo se riuscirà a controllare questo ovale. Verona che è messa sotto pressione veramente in questo inizio di ripresa dal Petrarca. Ora vediamo Matteo Antonini che va a cercare spazio e respiro per Verona, che la palla sfugge, viene recuperata dal Petrarca che trova anche la meta. Ingenuità di Verona, davvero non abbiamo bene visto chi abbia segnato. Ci è sembrato adesso la terza linea del Petrarca, tutto è nato da una liberazione non riuscita di Michele Mortali, che è stato intercettato nel rilancio al piede. Ci è sembrato il numero 8, quindi il numero 8 Tommaso Longhin, l'autore della segnatura. Petrarca quindi che si porta provvisoriamente sul 14-13 in attesa della trasformazione di Benvenuti. Dicevamo, Verona stava soffrendo la pressione offensiva alta del Petrarca, era riuscita a mettere una pezza prima, mischia ordinata, palla recuperata, calcio di liberazione però intercettato dal Petrarca. Gentili ha impostato il raggruppamento, Verona ha riprovato a impostare la difesa, pallone però smarrito, recuperato dal numero 8 Longhin, che ha siglato per il Petrarca. Petrarca che ora ha a disposizione anche il punto, anzi 2 punti addizionali della trasformazione, affidata a Benvenuti. Si alza il pallone che centra i pali, e quindi Petrarca che ora si porta a quota 16 a 3 punti di vantaggio, quindi rovescia in questo inizio di ripresa l'inerzia del match a proprio favore, con questa meta trasformata, meta proprio di pressione conquistata aggredendo Verona nelle proprie 22. Erano stati 2 tentativi di contrattacco un po' leggeri di Verona, innescati senza buona profondità e senza buon sostegno. Forse sarebbe stato meglio liberare dal piede. Verona che adesso commette un altro fallo nella foga di riconquistare l'ovale, va al di là nel raggruppamento. Facile ora per Petrarca rifiatare e riconquistare terreno. Partita quindi totalmente riaperta, Petrarca per la prima volta in vantaggio dall'inizio del match, quindi quando siamo al 45esimo, e Petrarca che naturalmente prende coraggio, formazione giovanissima, quella bianconera, tanti ragazzi dell'Under 20, come d'altronde estremamente giovane è la formazione anche del Verona Rugby. Parlavamo prima di Enrico Galante, 19enne pilone, che sta facendo una gran partita, d'altronde ha già vestito i panni della nazionale Under 20 in un'occasione e quindi è veramente una delle grandi promesse. Stanno uscendo dal vivaio veronese, non è recuperato bene da Marchiori. Petrarca che sembra aver acquistato sicurezza in questa fase, che ora avanza con il drive. Verona che prova a fermare l'azione, Petrarca che avanza passo dopo passo gestendo bene l'ovale. Verona che difende però indietreggiando, ancora avanza, vediamo se ora riesce a riorganizzarsi. Viene chiamato il tempo e ora deve probabilmente giocare il pallone fuori, il pallone che viene fermato. Ora buona l'azione difensiva di Verona, è molto buona, ottimo questo segnale di reazione del pack veronese, che aveva subito la spinta bianconera per i primi metri, ma ha saputo poi riorganizzarsi e bloccare l'avanzata del Petrarca, conquistando una preziosa mischia ordinata a proprio vantaggio. Punteggio del match ora sul 13-16, anzi scusate, 16-13, visto che giochiamo qui a Padova, e Verona che ha la possibilità di uscire ora dalla propria zona difensiva con questa mischia ordinata. Vediamo se riuscirà ancora a far bene il pacchetto antracite in questa fase di conquista. E vediamo se riuscirà a ritrovare profondità con il piede.
molto buona finora l'avanzata Antracite, sarebbe un altro calcio di punizione in realtà questo per Verona, perché sono completamente sollevati e arriva qui ancora una volta messa in difficoltà la prima linea bianconera, che stappa non riuscendo a reggere la pressione dell'avanzata della prima linea Antracite, e quindi calcio di punizione prezioso con Michele Mortali, che questa volta deve prendere la rimessa laterale, ce la fa, un po' più corta del solito ma sicura. Varchiamo la metà campo, Verona che quindi si porta all'interno del territorio bianconero. Verona in svantaggio di 3 punti, chiamata a recuperare il gap. Ha avuto una grandissima opportunità inizio ripresa per aumentare il gap, la fallita per un soffio. Petrarca che ha saputo recuperare, adesso Verona che smarrisce anche questa rimessa laterale e consente al Petrarca di recuperare un ovale prezioso. Però riesce a recuperarlo Verona bene, partita ora che si è fatta un po' più interrotta, un po' più franta. Vediamo Giulio Nadali che avanza coraggiosamente mantenendo il verso del pallone nonostante sia abbrancato da vari giocatori del Petrarca. Bel passaggio largo di Michele Mortali che apre il gioco, fa respirare l'azione del Verona, soffiato ancora per Verona. Vediamo Gentili che finta il passaggio, lo ridà dietro per Ambrosi che trova un varco centrale, mette una palla a disposizione ora di Matteo Antonini che spinge sulle gambe. Verona che è tra i 22 e i 10 metri, un placcaggio forse uno basso uno alto, forse che sfugge però a Rosella. Bravo Zago ad andare a contatto molto basso, mette poi a disposizione bene Verona in questa azione. Gentili per Mortali che spinge sulle gambe, placcato però bene da Filippi. Verona che deve ripartire quindi dalla linea di 10 metri, soffiato, vediamo sceglierà il lato chiuso dove c'è Zorzetto in agguato, no, palla per Zago atteso dai difensori, dai guardiani del Petrarca. Buon passaggio adesso ancora fuori per Zanatta che ha spazio al largo, vediamo che Ambrosi, il suo compagno di reparto, arriva fino alla linea dei 22 metri, palla dietro, lunga azione, lungo possesso di Verona che sta giocando una serie di fasi molto buone. Ottimo l'impatto di Riedo che perde però il pallone poi sceglie il piede. Gentile che deve pedalare all'indietro, è un po' in ritardo perché l'estremo Raccanello sta andando velocissimo a recuperare il pallone e Raccanello fugge via. Veramente azione imprevedibile, pubblico della Guizza che si esalta. Veramente Verona dopo una dozzina di fasi in attacco, quando sembrava padrona dell'azione, si è fatta sorprendere. Prima Riedo ha perso il pallone sul placcaggio, poi sul calcio profondo non è riuscito Gentili a controllare bene l'ovale insieme a Mazzone. Ne ha approfittato Raccanello per rubare l'ovale, involarsi e segnare la più classica delle mete in contropiede, una segnatura che taglia un po' le gambe a Verona in questo momento, perché ora il punteggio comincia a farsi pesante. 21 punti del Petrarca che possono diventare 23, arrivare quindi a più 10. Cominciano a soffrire la carenza atletica le due squadre, il ritmo è stato finora molto elevato, la temperatura è alta e calda. Infatti in una gara ci saranno i water break, ci sarà il secondo water break tra qualche minuto, ma Petrarca davvero micidiale con questo 1-2, tutto affidato alla pressione difensiva. Verona che in qualche modo sta cucendo il gioco, ma non riesce finora a trovare soluzioni offensive efficaci. Ed ecco ancora benvenuti, perfetto della Piazzola che centra i pali, e Verona che scivola a meno 10 dal Petrarca, 13-23. Qualche errore veramente di Verona, errori importanti alla fine. Touche non prese col gioco al piede, rimesse laterali 2 volte sfuggite dal controllo, palloni persi a contatto, e Petrarca bravissimo ad approfittarne. E ora una serie di cambi che danno fiato. Vediamo entrare con il numero 29, è entrato Kevin Zitti, quindi probabilmente in prima linea. Entra anche il trenatore Juan Pablo Rivas, quindi probabilmente è uscito Zorzetto, poi saremo più precisi,
e probabilmente è uscito anche Teo Antonini, quindi 2 cambi nelle file antracite, ed è entrato anche Centro Raveggi con il numero 20, Petrarca che riconquista ora l'ovale in questa rimessa laterale corta. Petrarca galvanizzato dalle 2 segnature, i ragazzi ora stanno veramente giocando con sicurezza. Benvenuti che muove il piede, va giù profondo, pallone che rischia di scavalcare Zago, che per fortuna riesce a recuperarlo. Gentili che può appoggiare con il destro una buona rimessa laterale. Verona che ha scelto giustamente qui una strada sicura per recuperare terreno. Ci vuole calma, ci vuole pazienza, bisogna tornare a padroneggiare con sicurezza i fondamentali, a cominciare dalla conquista dell'ovale, la rimessa laterale in particolare. Dicevamo 3 i cambi nelle file antracite, sono usciti Antonini e Zorzetto e sono entrati Ziti e Rivas, ed è uscito poi, c'è un vantaggio light per il Petrarca, ed è uscito anche Mazzone all'ala ed è entrato Raveggi, altro prodotto dell'Academy veronese. Nel frattempo Scramoncin che prova ad andare ancora avanti, Verona che prova a contendere senza però riuscire a tenere l'ovale, calcio diagonale e giustamente Gentili che scioglie il piede e costringe a pedalare indietro l'estremo Raccanello, che però lo recupera ma calcia in campo, palla per all'indietro per soffiato, Gentili per Mortali. Vediamo che può giocare ora Zanatta che scarica bene per Raveggi che viene placcato ma tiene l'ovale a disposizione. È buona questa azione di Verona che finalmente sta cominciando a giocare con continuità. Intanto c'è un giocatore a terra del Petrarca, ci sembra, un vantaggio per Verona che però continua ad alimentare l'azione offensiva. Nadali che sceglie le mani di Michele Mortali che cercava con un lob poi di superare l'avversario che si era messo all'interno della linea offensiva veronese, ma dovremmo tornare penso sul vantaggio light almeno veronese. Nel frattempo cambi anche nelle file petrarchine. Petrarca che è una panchina molto corta, soltanto 3 giocatori, vediamo se Verona ora con i cambi potrà dare maggior ritmo e freschezza alla propria azione. Veramente micidiale questo 1-2 del Petrarca in questo primo squarcio della ripresa. Verona che sembrava poter aver preso in mano il timone del match, sfiorando la marcatura con Bonafè innescato da Mortali. È arrivata poi la prima meta sulla pressione in contropiede del numero 8 Longhin e poi su una lunga azione ancora offensiva veronese, palla persa, calcione profondo, recupero e meta dell'estremo Raccanello. Verona sotto i 10 punti, Petrarca 23, Verona 13. Quando stiamo avvicinando alla metà della ripresa, qualche cambio anche nelle file petrarchine, ne approfittano le 2 squadre per dissetarsi, per prendere fiato. Davvero giornata molto calda, nel frattempo è ancora a terra il giocatore bianconero, non riusciamo a individuare però chi sia l'atleta infortunato, che è assistito dalla squadra di soccorso e dai medici di campo. Stiamo vedendo se fossero entrati altri giocatori in campo antracite, non ci sembra. Ancora Bonafè, Gentili, Ambrosi e Zanatta. Tempo fermo per prestare le cure, si sta muovendo anche l'ambulanza sullo sfondo dietro le panchine dei bellissimi campi qui dell'impianto intitolato a Memo Geremia, leggendario presidente del Petrarca degli anni 60-70. Si è rimesso sulle proprie gambe, applaudito sportivamente da tutto il pubblico degli spalti della Guizza. L'arbitro approfitta per concedere il water break, quindi siamo arrivati alla metà del secondo tempo. Vediamo nel frattempo come starà. Forse è il mediano di Mischia, sembra di vedere Federico Regazzo,
il giocatore petrarchino infortunato. Sì, è lui che lascia il campo, sempre un problema alla spalla. È stato protagonista di un salvataggio fondamentale proprio all'inizio del primo tempo. È stato bravissimo Mortali a inventarsi un'azione offensiva, un calcetto per se stesso recuperato, ha lanciato poi Bonafè sull'out destro, a pochi metri Bonafè aveva scelto il passaggio all'interno per smarcare il compagno, provvidenziale l'intercetto di Ragazzo che aveva salvato la meta, e da lì poi Petrarca ha preso la rincorsa ed è salito adesso sul tetto del match, dove guida con 10 punti di distacco, 23-13. Squadre che ora stanno per tornare in campo. Verona che prova a ricaricarsi, avete sentito il grido, il Verona lanciato al cielo dai ragazzi di Zen Ansel e Mauro Mariani, Greg Sinclair, skill coach, Filippo Nason, mentre qui dalla Guizza vi stanno fornendo questa ripresa Sara Squassabia alla telecamera, Andrea Febi al monitor, assistiti dall'addetto stampa Dino Guerrini, e chi vi parla è Davide Adami. E assistiamo ora a questa mischia per Verona, vediamo come se la cavano adesso Juan Pablo Rivas e Ziti in questa prima linea che ci pare ancora reggere bene. Gira un po' la mischia, palla per Antonio Zanatta, Verona che prova a alimentare l'azione al largo, Ambrosi ben placcato dritto, va. E questo è chiaramente sì, un sealing off, va proprio sigillato il numero 13 Beltrame il pallone, e quindi Verona che ora potrà giocare con un vantaggio. Raveggi veramente arriva come una locomotiva Capone a bloccare l'iniziativa dell'azione veronese. Ha provato a allargare il pallone Verona per Zanatta, ma è arrivato davvero come una fucilata l'ala Riccardo Capone. Si torna quindi sul calcio di punizione per Verona che stava giocando con il cuscino del vantaggio. Michele Mortali ora si concentra, importante ora guadagnare bene campo, bene, puntuale, preciso. No, scusate, ci sembrava, a dire la verità, ha preso la bandierina, quindi dovrebbe essere rimessa laterale assolutamente per Verona. Il calcio è stato assolutamente profondo di Mortali, la palla è rimbalzato, ha preso la bandierina e quindi significa che è fuori dal campo, e quindi dovrebbe essere rimessa laterale assolutamente per Verona. Si stanno consultando il giudice di linea, l'arbitro Rosella di Roma. Ripasso veloce del regolamento. Non si capisce bene che cosa stiano decidendo. Ci sembra che non venga riconosciuto niente. Calcio di ripresa di rimbalzo per il Petrarca. Terza volta che non riusciamo a conquistare con palla a nostra disposizione la rimessa laterale. Questa volta quasi una beffa, pallone veramente millimetrico di Michele Mortali a scavalcare la barriera, ma l'arbitro dice si riprende con un calcio di rimbalzo. Michele Mortali questa volta riprende, alza il pallone, vediamo benissimo la ripresa, bravo Mattia Zago a recuperare poi il pallone, si mette in mezzo Longhin, Bonafè riesce ad eludere il Scramoncin che gli ruba il pallone ma poi lo recupera. Raveggi, attenzione a Capone che veramente sale sempre come un missile dalle retrovie per andare a difendere. Difesa rischiosa ma finora efficace. Verona che un po' lentamente attacca. Vediamo Pablo Rivas che prova a impattare, assistito dai compagni. Verona che ora sta giocando un po' più lentamente, Mortali, passamano e palla liberata per Giacomo Ambrosi che sprinta sulla linea, riesce a penetrare finalmente nello schieramento offensivo. Pallone che sfugge a Galanti, peccato, era buona questa azione, Verona ci sembrava veramente aver aperto finalmente una buona fase offensiva con una serie di movimenti
da destra a sinistra dell'ovale, ma nella riapertura è sfuggito l'ovale a Enrico Galanti, fino a qui protagonista di una prestazione maiuscola, il 19enne pilone dell'Academy veronese, che ha già conosciuto la gioia della convocazione con la maglia della nazionale azzurra Under 20. Infortunio nel frattempo per Andrea Libero, che però si riprende subito. Mischia, è entrato il numero 21, nel frattempo Pietro Tognetti per il Petrarca in luogo del mediano Federico Regazzo, che ha dovuto abbandonare il campo per un colpo che l'ha costretto a lasciare il terreno di gioco ed essere assistito dai medici di campo. Ci si avvia, siamo arrivati all'ultimo quarto d'ora di gioco, Verona che ha 10 punti da recuperare, partita che si è messa in salita per i ragazzi di Zein Ansel. Vediamo se riusciranno ora a invertire la rotta e a riaprire questo match. Riesce il Petrarca a controllare il pallone, ma a subire ancora una volta la forza del pacchetto. Potrebbe anche decidere di andare per i pali Michele Mortali per riportarci a distanza di una meta, oppure andare ancora in rimessa laterale. Tra l'altro questi falli ripetuti della prima linea del Petrarca forse avrebbero anche potuto determinare qualche cartellino giallo. Non è stato finora di questo avviso, nonostante i numerosi calci di punizione concessi, l'arbitro Rosella di Roma. La cosa importante è che Verona ha a disposizione un calcio piazzato per provare ad accorciare il gap. Finora 2 su 3 per il capitano antracite Michele Mortali, grande regista del Paganini Verona Rugby, che ora ha a disposizione questo piazzato, stavolta sulla sinistra del campo. Siamo più o meno alla linea dei 15, circa 35 metri, piazzato non agevole, contro sole, si scherma gli occhi con la mano Mortali. Vediamo se riuscirà a impattare bene l'ovale. Molto sportivamente rimane in silenzio il pubblico della Guizza. E molto buona l'esecuzione, precisa, non altissimo il pallone, ma perfetto a varcare l'ideale linea tra i pali. E Verona ora è a distanza di una meta. Si porta sul 16-23, quando manca ancora più di 10 minuti alla fine del match. Forze fresche gettate in campo. Vediamo che esce Pietro Gentili, vediamo forse esce anche, non so se no, Giulio Nadali si sposta semplicemente dall'altra parte. Vediamo poi chi sarà entrato in campo. Samuele Destro, come dicevamo prima all'inizio del match, veramente intanto vediamo Zago che cerca di recuperare questo ovale, Michele Mortali che ora deve allontanare la minaccia petrarchina, pallone che viaggia in mezzo tra Goldin e Benvenuti, Goldin che lo ricalcia, Michele Mortali che ancora sceglie la via del piede, alza un up and under appena al di là della linea, sfugge il pallone a Raccanello, ma riesce in qualche modo a recuperarlo. Placcaggio di Zanatta un po' particolare, direi, si è fatto quasi travolgere dal giocatore Filippi, ma Petrarca che pure fortunosamente rimane in possesso dell'ovale. Peccato, era riuscito a rubare il pallone, Verona con ci sembra Nadali, ma viene considerato in fuorigioco. Attenzione, nel tempo Michele Mortali che segnala all'arbitro, insomma, che dal suo punto di vista il pallone era libero, non c'era irregolarità, ma l'arbitro ha deciso diversamente. Dicevamo dell'esordio di Samuele Destro, 17 anni in campo in Serie A. È veramente esordio record per questo giovanissimo prodotto del vivaio scaligero. Vediamo prendere posto nel ruolo di estremo in luogo di Pietro Gentili. Verona ora che deve difendere, perché quel calcio di punizione contestato dal capitano Mortali, seppure con molta educazione e molta tranquillità, ha fruttato al Petrarca una bella conquista territoriale. E ora Petrarca che può gestire questa rimessa laterale a pochi metri dai 22
pallone che però viene contrastato da Verona, Soffiato che riesce a recuperarlo, lo apre ancora per Mortale, Verona che ora ha un vantaggio, ma così si fa ingolosire un po' Giulio Nadali. Ambrosi che poi va ancora per vie dritte, riesce a liberarsi molto bene, a portare il pallone fino oltre la linea dei 10 metri, Verona che finalmente può avanzare sul piede, calcetto pregiato e Raccanello che riesce miracolosamente a recuperare la palla, stop di Michele Portali in 2 tempi, attenzione a Raccanello, se lo vede lì vicino, poi se ne libera con un end-off, ed ecco Samuele Destro che attacca molto bene, velocissimo, bellissimo questa azione per Giulio Nadali che sceglie però il lato aperto, c'era pronto sull'auto Bonafè, Verona veramente che ora sta attaccando da tutte le posizioni per rovesciare la partita, Verona che vediamo può ancora provare a giocare con Mortali, campo aperto ora per Raveggi, per Ambrosi che si fa sfuggire una clamorosa occasione, davvero clamorosa occasione, era riuscito Verona finalmente a avere il campo aperto, avere la superiorità numerica, Petrarca che con la panchina ridotta sta soffrendo ora sul piano atletico, siamo entrati negli ultimi minuti di gara, veramente si era riuscito finalmente a aprire il campo, bravissimo Michele Mortali a suggerire per 2 volte l'azione offensiva, Raveggi aveva liberato Giacomo Ambrosi sull'out, c'era campo aperto, certo ancora 25 metri e invece è sfuggito clamorosamente l'ovale di mano al bravissimo trequarti centro veronese che non è riuscito a controllare il pallone. Sarebbe stata veramente una grande opportunità per Verona per provare a pareggiare, perché mancano ormai pochi minuti e Verona è sotto di 7 punti qui sui campi della Guizza del Memo Geremia. Grande azione anche di Samuele Destro che vedete ha mostrato subito il suo talento con uno slalom tra le maglie bianconere che ha dato gas all'azione veronese che poi si era sviluppata anche sul lato aperto del campo trovando il varco che sembrava vincente, ovale dannatamente sfuggito dalle mani di Giacomo Ambrosi. Mischia per il Petrarca Padova che sta disperatamente cercando di resistere al forcing finale di Verona in questi ultimi palpitanti minuti del match. Petrarca 23, Verona 16, 2 mete del Petrarca nella ripresa a rovesciare l'inerzia del match che fino a quel momento era stato controllato da Verona. Verona che ora è chiamato alla rincorsa, alla remontada. Vediamo se riuscirà a perlomeno impattare e a recuperare il distacco dal Petrarca. L'arbitro controlla il cronometro, ancora una mischia ordinata. Giulio Nadali piuttosto dinamico in queste partite, anche se direi a volte istintivo nella scelta delle linee di corsa e delle zone di attacco, ma Verona sta gettando il cuore oltre l'ostacolo. Bellissima questa sfida davvero, i giovani petrarchini che stanno mettendo tutto, stanchissimi, con pochi cambi, stanno disputando una gran partita, soprattutto difensiva e di efficacissimi contrattacchi. Mischia travolgente di Verona, e l'arbitro però che ancora non fischia, non chiama, forse Petrarca si salva in qualche modo, non si capisce perché non abbia fischiato in questa travolgente avanzata veronese. Petrarca che quindi può salvarsi con Benvenuti che scarica un calcione dietro profondo, palla per Samuele Destro che si trova ora ad avanzare, vediamo se userà il piede, calcetto a metà via che viene però recuperato dal giocatore del Petrarca, sembrava il numero 21 Tognetti. Franceschetti che tiene il possesso, Petrarca che quindi è riuscito finora a tenere il pallone. Benvenuti che naturalmente usa il piede, l'ha usato molto bene finora. Calcio però per Raveggi. Michele Mortali prova a vedere se non c'è uno spazio dietro, poi accelera, scarica per Simone Soffiato che viene recuperato da Beltrame, però quando è vicino alla linea di meta Verona che adesso è vicino e Petrarca che deve salvarsi probabilmente anche con un giallo che sarebbe tutto sommato direi quasi automatico in questo caso. Bellissima azione di Verona, ecco qui il giallo per il numero 13 Riccardo Beltrame, talentuoso e robusto centro petrarchino.
e quindi punizione importante per Verona che sceglie Mischia. Siamo a circa 7-8 metri dalla linea di meta del Petrarca, mancano pochi minuti, facciamo fatica a dirvi con precisione quanto sia il tempo che manca, perché tra interruzioni, sospensioni, water break, ma forse c'è ancora qualche minuto di questo palpitante match. Verona che ora prova a mettere sul piatto della bilancia della partita la forza del proprio pack. Calcio di punizione su una bellissima azione iniziata da Michele Mortali, proseguita da Simone Soffiato. Verona che avanza ancora con la Mischia, si tiene calcio di punizione a favore, avanza Verona e vediamo, non riesce però a segnare. Ancora calcio di punizione. Verona che quindi molto probabilmente deciderà di rigiocare nuovamente ancora Mischia. Verona che ora con la prima linea sta ancora tenendo in campo un ciclopico, clamoroso, gigantesco Enrico Galanti, mentre si sono avvicendati in ruolo di talonatore e il pilone sinistro sono usciti Zorzetto e Antonini e sono entrati Ziti e Juan Pablo Rivas. E sono loro, sospinti da Riedo e Parolo, Zago, Nadali e Tedeschi, a provare ancora una volta a forzare la resistenza in Mischia chiusa del pacchetto bianconero. Vediamo se Verona riuscirà, sospinta anche dai propri tifosi, giunti in ampio numero qui a Padova. Petrarca che ci sembra resistere per il momento. Verona ora che chiama la doppia spinta, ancora una caduta, pallone aperto, niente. E l'arbitro vediamo cosa deciderà, perché è difficile continuare a lasciare in campo una prima linea che crolla ad ogni mischia. D'altronde il Petrarca si trova con i numeri davvero contati, non sappiamo se abbia giocatori di rimpiazzo per la prima linea. Già nel primo tempo Verona è andata a segno con una meta di punizione e ora esce il pilone Alessandro Fioriti con il numero 1. E vediamo se Petrarca potrà ancora disputare una mischia, se invece ci sarà un no contest. Certamente Verona sta giocando ora con 2 giocatori in più. Verona ha 15 giocatori e sceglie di giocare alla mano con una vecchia azione, vecchio stampo, con una penetrazione, pallone che viene quindi giocato vicino al pacchetto. Verona che quindi ha lasciato perdere perché probabilmente si è arrivati al no contest. Zago che va a percuotere, Verona che prova a allargare, vediamo il calcio profondo, Peredo che riesce a prenderle, grande l'azione, e poi inutile la reazione, veramente si era solo difeso Bonafè. Grandissima azione offensiva con calcio, passaggio perfetto, millimetrico di Michele Mortali, che è andato a smarcare Edo Bonafè, che è riuscito anche a compiere qualche metro, ad accentrarsi prima di essere travolto dal difensore petrarchino, che ha avuto anche poi da ridire. Bravo Edoardo Bonafè, questa volta non si è fatto sfuggire l'occasione l'ala del vivaio veronese di trasformare l'assist al piede di Michele Mortali in meta. Verona che arriva a -2, 21-23, e trasformazione quindi importantissima. Poi vediamo quanto tempo rimarrà a disposizione delle due squadre per completare questo match davvero palpitante, con Verona che ora ha -2 in attesa della trasformazione di Michele Mortali. Siamo proprio alla linea dei 15 metri, vedete la croce che segnala i 15 dalla rimessa laterale. Calcio sulla nostra destra, un po' meno agevole per un calciatore destro. Vediamo come interpreterà questa opportunità Michele Mortali. La interpreta perfettamente, davvero da manuale, da academy, questo calcio con rincorsa quasi perpendicolare, perfetto collo destro e pallone al centro dei pali. Pubblico veronese che ora alza il suo incitamento, perché siamo 23-23, parità
a una manciata di minuti dalla fine di questo match. Petrarca ora che gioca a 13 contro 15. Vediamo il Verona se proverà ad alimentare al largo la manovra, a trovare spazi. Calcio profondo di Benvenuti, preso da Bonafè, l'autore della meta. Mattia Zago a impostare l'attacco. Attenzione, ora importante non commettere falli e tenere il possesso del pallone, ed è un calcio di punizione per Verona. Ha provato, ma il numero 19 del Petrarca, che Alberto Bruno Baldo, che è entrato nel corso della ripresa. Bisogna riconoscere che i ragazzi del Petrarca stanno compiendo davvero uno sforzo titanico per riuscire a reggere l'impatto atletico della partita, perché con solo 3 giocatori in panchina stanno proseguendo uno sforzo da quasi 80 minuti, e ora Verona ha 2 atleti di vantaggio in campo, 15 contro 13. Importante quindi questo recupero. Nel frattempo per Verona è entrato anche il numero 18, Andrea Bautista Viero. Parolo la prende bene, può lavorare Pablo Rivas, Verona può avanzare ancora con questo drive. Vediamo se riesce. Ora chiama il tempo, importante mantenere il possesso. Pablo Rivas ora va a terra, vediamo. Errore clamoroso di Raveggi, davvero la fretta, un errore grave, perché Verona aveva conquistato l'ovale, era in vantaggio di territorio e di uomini. Probabilmente si giocherà un no contest, perché non ci sembra in grado Petrarca. No, adesso fa entrare un giocatore. Rientra forse il pilone che era stato prima ammonito. Non può, tecnicamente non può. Forse il numero 7, che può essere schierato anche in prima linea, forse sì, è Andrea Libero, dal fisico robusto. Esce quindi l'autore della prima meta petrarchina, Tommaso Longhin, per far spazio al suo compagno di reparto Andrea Libero, che però può giocare anche in prima linea e quindi si insedierà nello spot di pilone per questa mischia delicatissima per il Petrarca, perché è chiamato a un tallonaggio ultra rapido per liberare Verona, che cercherà di sfruttare l'occasione. Lo farà naturalmente senza forzare i tempi, con calma. Lì davanti Ziti, Rivas, Galanti. Ci sembra veramente che ci stiano preparando per un no contest, in realtà, per come si stanno, come dire, accostando. È più un abbraccio che un ingaggio questo tra le prime linee in questo momento. Vediamo un attimo, esattamente così. Palla dietro, no contest, e vediamo Petrarca che naturalmente usa il piede per liberare. Palla profonda per Edoardo Bonafè, che smarrisce l'ovale e poi si fa prendere anche dal nervosismo. Per un errore banale. L'arbitro gli dice lascia stare. E il problema è che adesso il Petrarca con il no contest ha sicuramente un altro ovale, questa volta a pochi metri dai 22 veronesi. Veramente 2 errori banali, ma non c'è niente di banale nel rugby. Tutto quello che sembra semplice in realtà è frutto sempre di grande attenzione. Vedete che veramente sono stanchissimi i giocatori del Petrarca. Raccanello stanno pregustando l'impresa di una partita comunque positiva finora. Già il pareggio sarebbe un risultato importante. Verona ha avuto prima un'azione offensiva, ma ha smarrito l'ovale con Raveggi, come poco prima l'aveva smarrito con Ambrosi al largo, e ora questa ricezione che è sfuggita dalle mani del pur bravo Edoardo Bonafè. E quindi Petrarca, che può respirare, può giocare questa palla. Vediamo che gioca il pallone all'assalto con Filippo, che va, perde l'ovale, attenzione, può viaggiare via, può volare via l'ala veronese. Vediamo che viene recuperato disperatamente Verona, però che è ancora in grado di giocare, ma viene chiamato un calcio di punizione per il Petrarca. Non si capisce veramente che cosa abbia fischiato
l'arbitro. Verona ci sembrava assolutamente padrone del campo con questo attacco di Samuele Destro, che era stato veramente straordinario nel volare via, letteralmente volare sull'out per come dire, sorprendere la difesa petrarchina. L'arbitro spiega il gesto, c'è stato un ingresso eccessivamente veemente dei giocatori nel punto di incontro, sono andati quindi a sigillare il pallone e l'arbitro ha punito un'azione che sembrava veramente destinata al successo e alla vittoria a questo punto per Verona. Perché Petrarca è in 13, ora forse in 14, perché rientra il giocatore petrarchino. Era un'azione fantastica con un recupero della palla su attacco del Petrarca, era andato a entrare fragorosamente e a sbattere il centro Filippi, la palla era stata recuperata, aperta al largo e Destro aveva letteralmente sorpreso la difesa petrarchina volando sull'out, galoppando per 50 metri, placcato a pochi metri dentro la linea dei 22. Vediamo bravissimo Verona a recuperare questa palla. Parolo ha allungato il tentacolo come una piovra, vediamo se riuscirà ora ad andare a terra, a metterla a disposizione l'ovale. Eccolo qua, quindi Verona che ha ancora un'opportunità. Prova Rivas ad andare a contatto, vediamo se Verona riesce ad andare ancora a mantenere il possesso con Viero. Calcettino dietro, vediamo un po' cosa succede, lo recupera, placcaggio però alto, placcaggio al collo, placcaggio alto, almeno a vederlo da qui, ingenuità, ancora una ingenuità di Verona, davvero ancora un'ingenuità di Verona. Con Umberto Tedeschi che si è aggrappato al collo del giocatore petrarchino. Non serviva a 2 metri dalla linea di meta, sarebbe stata, come dire, mal che andasse una touche avanzata per Verona, e invece il calcio di punizione per il Petrarca, che quindi avrà a disposizione anche il calcio di liberazione. E ora la rimessa laterale, Verona che deve provare a contrastare. Crediamo che sia l'ultima azione del match, di questo match interminabile, lunghissimo, fantastico per le tante emozioni messe in campo. Petrarca che ora ci sembra essere ritornato a pieno regime con tutti i giocatori, è tornato anche Beltrame, quindi 15 contro 15, Verona che non ha sfruttato la superiorità numerica, o meglio l'ha sfruttata con la meta del pareggio, ma poi non è riuscito a concretizzare finora il vantaggio. Passaggio in avanti, Verona che può giocare al largo, Mortali che viene placcato bene ma riesce a mettere il pallone a disposizione, Raveggi, calcetto che nessuno riesce a toccare, vediamo che Verona lo recupera ancora, prova a spingere e poi viene portato fuori, e forse è l'ultima azione del match. E finisce qui la partita, 23 pari, e direi Verona che può mangiarsi le mani, perché nel finale ha avuto davvero tante occasioni per portare a casa il match. Va riconosciuto che è stata brava anche a pareggiarlo prima, perché si era trovata anche sotto di 10 punti quando l'inerzia trasformato l'azione offensiva veronese in contrattacchi invincibili. E poi brava Verona a recuperare i 10 punti di gap con i piedi immortali e poi con una meta di Edoardo Bonafè. Sul 23 pari sembrava che nei minuti finali palpitanti un Petrarca dalla panchina corta non ce la facesse più a resistere, ma non è riuscito Verona, per qualche errore di superficialità proprio banale, a concretizzare quella che sembrava un esordio vittorioso. Ma in ogni caso, prima partita, Petrarca 23, Verona 23, pareggio su questo campo che, ricordiamolo, 2 anni fa aveva visto uscire sconfitto il Verona, un Verona allora fortissimo, lanciatissimo e fino a quel momento imbattuto, e lo sarà stato anche poi nei turni successivi, ma era uscito sconfitto dal campo, e qui ora esce con un pareggio
e arrivederci quindi dopo questo 23-23 sul terreno della Guizza di Padova del Petrarca. A domenica prossima al Panini Center il match tra Verona e Casale sul Sile. Da Sara Squassabia, Andrea Febi, Dino Guerrini e Davide Adami, buon pomeriggio e arrivederci a domenica prossima.